Ebrei, capitolo 12. L'esempio è Gesù Cristo. Ovvi can, ma noi ci troviamo innanzi a tutta questa folla così rossa e testimone. Perché se liberiamoci pure noi a ogni pisma, liberiamoci a tutto quello che è peccato e che ci trattiene, e corriamo con la fermezza in quella via che Dio ha mostrato a ognuno di noi. Teniamo l'occhio nostro fisso in quello a Gesù Cristo, e esso che ha spaparanzato innanzi a noi che è la strada della fede, e ci porterà insieme alla fine. Esso ha accettato di morire in croce per noi, e non ha mai pensato che questa potesse essere una morte che ci vergogna, perché pensava solo che quella prezza che si era stivata per essa gagna tutta quella malapatenza sua. E Moise sta vicino al trono di Dio. Tenete sempre innanzi all'occhio vostro a essa, che ha sopportato in cuore a essa tutti gli assardi, a così violento, e tutti gli peccatori, a così non vuole essere scoraggiato e non vuole perdere il coraggio. La correzione fraterna. Perché la guerra vostra contro il peccato non è fornuta ancora, non avete ancora combattuto insieme agli tuo sangue in da morte. Vi siete già scordati tutte quelle parole che ne coraggio che dirige a voi, spunzonavo come figli. Sta scritto in da Bibbia. Figlio mio, non smettete tutto quello che domanda il Signore per fare durezza. Non vi scoraggiate quando vi fa una cazziata, perché il Signore può addrezzare tutto quello che va bene, e manna pure un castigo in cuore a tutti quelli che riconosce come figli suoi. Sopportate tutte quelle sofferenze che Dio manna per vi far addrezzare, perché Dio vi tratta come se fosse figli suoi, e quale figlio non viene addrezzato rubato. Se voi non volete accettare nessuno castigo per vi far addrezzare, quando tutto l'altro invece hanno avuto la parte a loro, vorrebbero che voi siete figli bastardi e non figlio vero. E poi quanti volte Padre nostro ci hanno castigato e noi non abbiamo magnato allora tutta la verenza nostra. A maggior ragione ci abbiamo chiedere a Dio, che è il Padre nostro che sta in cielo, se vogliamo avere a essa che è la vita che non fornisce mai. E il Padre nostro ci avevano castigato solo per pochi giorni, come pareva giusto innanzi all'occhio loro. Dio invece, se ci castiga sempre per bene nostro, per ci far diventare santi, proprio come essa è santa. Quando prima castigato per ci far imparare, in da quel momento che lo castigo non porta la priezza in da noi, porta danno solo una sofferenza. Più tardi poi, quelli che si sono chiaiati in da che lo castigo per essere addrezzati, porteranno i frutti perché avranno la pace e una vita assai giusta. Perché essa, come sta scritto in da Bibbia, aizzate nata volta in mano, stracco vostro, fortificate de nocchi vostri, addeboluti, e camminate in coppe vire ritte, a così che l'upere vostro, sciangata, non si struppiasse, ma potesse stare buona per sempre. Castigo l'infedeltà. Cercate di stare pace con tutto il lato e mettetevi a campare sempre come piace a Dio. Casi no, nessuno di voi vedrà mai il Signore. Abbarate a voi che nessuno si arrasasse in da razza del Signore, nessuno diventasse come una chiandima velenosa, che cresce e fa infettare così parecchia gente. Non facete campare mezzo a voi persone che si facessero schifezze e fetenzie, o persone che non alleveressero le cose sante. Non facete come Esaù, che per un piatto e nel miccolo si vennette chi lo diritti suoi e essere il primo figlio. E voi sapete buono che poi appresso Esaù voleva avere la benedizione rubata di Isacco e fu arrasata. Non già la facete più, poi fa cagnare che lo stato suo, pure se va domandato che a niente, che è la benedizione rubata. E due alleanza. Voi non vi siete accostati nel mondo e terra, che si poteva toccare come facette che lo popolo di Israele. Non vi siete accostati vicino al fuoco appicciato, o vicino a uno scurore, o vicino a una tempesta. Non vi siete accostati ai suoni, trombe, suoni e parole. Tanto tutto il popolo sentiva e domandava a Dio che non facesse più sentire la voce sua, perché non ce la facevano a sopportare che il comando suo è assai terribile. Chi toccasse che il mondo fosse pure una bestia sarà accisa e appretata. La verità è che la visione era tanto terribile che pure Mosè danno ricetta. Io mi piglia paura e trema sana sana da capo per. Voi invece siete accostati al monte Sion, a quella città dove Dio vive, a quella Gerusalemme del cielo, innanzi a migliaia di angeli. Vi siete accostati a quell'autonanzia festosa, che l'autonanzia di tutti i figli e Dio, che tengono scritto i nomi loro in cielo. Vi siete accostati innanzi a Dio, che è il giudice di tutto l'uomo, innanzi a tutti gli spiriti dell'uomo giusti che sono stati portati in da salvezza. Vi siete accostati a Gesù, che è il zanzare e che è l'alleanza nuova. Innanzi al sangue suo, che è stato buttato in cuore a noi e che tiene una voce assai più potente che le bella. Perché essa frega, abbarate a voi.
non bagnate a sentire la voce chi che parla a voi. Se chi che non volete sentire la voce chi che l'aveva in coppa a terra, furono condannati. Quando più saremmo condannati noi e si è avuta rima, e rina nostra, nanza a chi che ci parla a cielo. Rindo passato, a voce a soia, ha fatto tremare la terra, ma a me ci ha fatto questa promessa. Ancora una volta il farraggio tremare, non solo la terra ma pure il cielo. Quando dice ancora una volta, vuol dire che tutte le cose che sono state create possono scarupare e scomparire, perché rimanessero solo le cose che non potranno più essere scarupate. Perché sta prima essere chi ne riconoscenza, perché stiamo per avere come reale chi lo regna è Dio, che non potrà essere più scarupate. A ringraziamo perché questo Dio e servimolo come piace a essa, con reverenza e con amore, perché come sta scritto in la Bibbia, o di nostro è un fuoco che si strafoca ogni cosa.